soddisfazione sia per l'ampiezza dell'attività di indagine che è stata svolta e sia per la profondità con cui il ROS e i carabinieri della territoriale hanno svolto con la nota capacità queste indagini, ho ritenuto di partecipare personalmente a dare a voi queste notizie. Naturalmente si tratta di un'attività che è in corso, sia in corso di esecuzione, che sia naturalmente in corso poi di valutazione dell'esito dell'attività svolta. Il punto fermo è che è stata disarticolata un'associazione criminale che nasce, che ha le sue origini, che ha le sue basi, che ha le sue radici in epoca lontana. Si tratta infatti dell'associazione una volta nota come Mar del Brenta, che è sottoposta a indagini, a misure cautelari e a processi penali, perché sulla Mar del Brenta abbiamo già da tempo le definitive condanne decise dalla Cassazione. Ciò nonostante, sia per il trascorrere del tempo che ha portato da un lato alla fine e quindi alla rimessione in libertà di gran parte, anzi ormai di quasi tutti i sodali di Felice Maniero, ma anche per l'uso dei permessi premio che ha naturalmente portato il mantenimento, l'approfondimento e l'ampliamento dei rapporti di costoro con il territorio. Si tratta quindi di una filiazione della Mala del Brenta, una filiazione che può essere definita come il gruppo dei mestrini, che già è noto alle cronache giudiziarie, che già è stato noto alle cronache giudiziarie all'epoca delle attività poste in essere da Felice Maniero e dei suoi soldati. 400 unità suddivise tra arma territoriale e ROS, e di queste oltre la metà è operato nel territorio veneziano. Inoltre sono stati attivati anche concorsi specialistici per quanto riguarda unità cinofile antidroga e antiesplosivo provenienti da Torreglia, Padova e Bologna. E inoltre un contributo anche determinante dalle squadre operative di supporto e dalle aliquote di pronto intervento di Mestre, Padova e Bologna. Si sono radunati per sviluppare questa investigazione, sono stati offerti nella direzione convenzionale dalla sezione anticrimine di Padova, che è competente ovviamente su questo distretto, e da alcuni assetti patrimonialisti del servizio centrale per lo sviluppo investigativo patrimoniale conseguente agli illeciti arricchimenti che il gruppo criminale aveva sviluppato sostanzialmente intorno ad attività commerciali operanti nel settore del trasferimento acque di turisti e di persone nella laguna veneziana, ma anche più direttamente con attività di commercio che ovviamente orbitavano intorno al business principale. Nel complesso, nella fase attuale, è stato individuato un patrimonio criminale pari almeno a 1 milione di euro che attualmente è sotto sequestro su indicazione della Procura della Repubblica di Venezia. L'altro aspetto particolare che è fuoriuscito proprio da questa parte di investigazione è stato un impiego particolare delle donne, quindi un gruppo criminale assolutamente assettato, storicamente orientato a compiere azioni anche violente, come ha descritto correttamente il signor procuratore, ma che poi ha trovato nella parte femminile del gruppo un validissimo alleato, per esempio, per tutta una serie di fettizie intestazioni o comunque di attività connesse alla schermatura delle loro attività commerciali, che hanno costituito un aspetto di assoluto interesse per la nostra investigazione principale.